considerazioni, perché a seguito di quell'evento che ha colpito, per fortuna non in maniera catastrofica, il nostro territorio, ma certamente ha impensierito, ha messo in apprensione molte persone, e da questo tuttavia ne è scaturita anche un dibattito e una polemica, ecco, speriamo sia fecondo comunque questo dibattito, che in qualche modo ha messo in contrasto l'idea, ecco, di governo di un territorio sostenibile con dei percorsi di democrazia partecipativa che sono invece finalizzati, voglio dire, alla gestione condivisa del territorio, e cioè in particolare i contatti di fiume. Nella giornata del 7 dicembre 2020, l'assessore della Regione del Veneto, Giampaolo Bottacci, durante la conferenza stampa, ha voluto rimarcare, diciamo così, fare una sorta di ostentazione muscolare, e quindi di dichiarare, ecco, con decisionismo che bisogna assolutamente realizzare, programmare, progettare le opere, e che la progettazione delle opere, in particolare stiamo parlando delle casse di espansione sulla Piave, ecco, sono ritardate perché si vorrebbe prima fare un processo di contratto di fiume. Ora, c'è da dire una cosa, che i processi di contratti di fiume, proprio per loro natura, servono proprio per ovviare alle criticità del processo decisionale convenzionale, perché la procedura, diciamo così, ecco, del processo decisionale convenzionale prevede che prima l'autorità decida, poi annunci le opere e poi sia costretta a difenderle di fronte al dissenso della comunità. Invece, con i percorsi di democrazia partecipativa in cui tutti vengono coinvolti, tutti i portatori di interesse, prima si delibera, poi naturalmente, anzi prima c'è il coinvolgimento, poi si delibera e poi alla fine si decide. Spesso questi percorsi di decisionali convenzionali, no, in cui appunto prima si decide, poi si annuncia e poi alla fine sei costretto a difendere la proposta del progetto, si conclude con l'abbandono stesso del progetto. Poi i ritardi in realtà della realizzazione di queste opere di difesa idraulica per la sicurezza idraulica nel nostro territorio non vengono realizzate, per quanto riguarda la Piave, dagli anni 70, perché nel 1970 conclude i propri lavori la Commissione De Marchi, e allora lì si indicano quali sono i progetti diciamo così strategici, in particolare le casse di espansione, per garantire la sicurezza idraulica di questo territorio. In particolare stiamo parlando sempre della bassa pianura del Veneto, ma questo ritardo di 50 anni non è che sia addebitabile eventualmente ai percorsi dei contratti di fiume, perché il contratto di fiume, nello specifico il contratto di fiume della Piave, è stato attivato nel 2014, per cui non si può addebitare il ritardo di questa opera qui al contratto di fiume. E poi, mi scusi, mi rivolgo anche direttamente all'assessore e a Bottacci e alla Regione del Veneto, che è il tema che aveva evocato prima anche Marco Rabito. Non è che in Veneto siamo stati così virtuosi nel nostro modello di sviluppo, perché il nostro modello di sviluppo e di governo del territorio si è imperniato anche dopo la catastrofica esondazione del Piave del 66, si è impegnato sullo sfruttamento del territorio e sul consumo di suolo, disseminando il nostro territorio di zone industriali, di capannoni, no? Quindi rendendo più vulnerabile il nostro territorio, anziché contenere il pericolo idraulico. E poi certe scelte, chiamiamole scelerate, ecco, ma si sono scelte, si è privilegiato, si è dato, come dire, preferito fare infrastrutture stradali, qualche volta sembrerebbero davvero costosissime e inutili, pensiamo alla pedemontana, invece di fare opere per la sicurezza idraulica. Io vorrei ricordare anche un'ultima cosa, che nel piano regionale per la ripartenza e la resilienza si sono indicate 155 azioni che poi dovrebbero essere trasferite, inviate, anzi probabilmente già inviate al governo, e alcune di queste azioni dovrebbero essere proprio
come dire, finalizzate alla tutela del territorio, al contrasto dei fenomeni del riscaldamento globale, e quindi anche molte opere che dovrebbero essere finalizzate alla sicurezza idraulica del territorio o anche alla tutela della biodiversità e dell'ambiente, perché questa è la finalità anche di una buona parte, del 47% di quei fondi che chiamiamo Next Generation EU. Ebbene, in questo piano regionale per la ripartenza e la resilienza, non è stato indicato nessuno degli interventi previsti dai programmi d'azione dei contratti di fiume. Eppure molti processi sono arrivati a conclusione, altri purtroppo, manomessi da mani profane, ecco, non sono riusciti ad arrivare a produrre un programma d'azione. Vedi, che ne so, il contratto di fiume Menman del Mon o proprio il contratto di fiume Meolo Valle Musestre, ma altri invece sono arrivati alla conclusione del proprio percorso e potevano essere inclusi proprio nel PRRR, quindi diciamo così, e ottenere magari dei finanziamenti proprio per la loro realizzazione nei 6 anni, perché ricordiamo che con il programma PRR, cioè, quindi il piano nazionale per la ripartenza e la resilienza, deve essere cantierabile entro il 2023, diciamo così, e deve concludersi la realizzazione entro il 2026. Io vorrei, ecco, concludere questo mio intervento per dire ciò che è mancato nel nostro territorio è finora una cultura della prevenzione del pericolo, e a questo servono i contratti di fiume, cioè a conoscere, a progettare, a programmare in modo condiviso la tutela del territorio in tempo di pace. Ecco. Io vorrei alla fine leggervi, ecco, ma brevemente, anche una risoluzione che viene dal comitato di pilotaggio del tavolo nazionale dei contratti di fiume, che si è riunito il 14 dicembre, dove il caso, no, delle dichiarazioni della Regione del Veneto, che hanno voluto manifestare questo loro decisionismo contro, ecco, i percorsi di democrazia partecipativa dei contratti di fiume, ecco, è diventato un caso nazionale poi, no? Quindi la questione del dibattito pubblico si può utilizzare, sì, anche il contratto di fiume anche come uno strumento per realizzare il dibattito pubblico, in particolare relativo alle opere di sicurezza idraulica per il fiume Piave, però non è che sia questo l'obiettivo principale del contratto di fiume, perché l'obiettivo del contratto di fiume è il miglioramento delle componenti ambientali del fiume e del territorio, e quindi un contratto di fiume, tra l'altro, per quanto riguarda la Piave, c'è già, quindi anche è già stato attivato nel 2014. Quindi si utilizzi quello strumento che già esiste senza perdere tempo, ecco, se questa è la questione, e si utilizzi quello strumento che è in grado di verificare, di ottimizzare gli interventi e gli scenari possibili, e quindi anche di accorciare in questo senso i tempi e ridurre i potenziali conflitti che possono sorgere, scaturire in questo processo decisionale convenzionale. Io concludo qui, ecco, il mio intervento, auspicando che invece, diciamo così, ecco, la Regione del Veneto e anche tutte le altre autorità, oggi c'è stata anche una dichiarazione, qualche giorno fa, una dichiarazione anche tanto per dirne una, ecco, anche del sindaco di San Donà di Piave, che in qualche modo forse magari poco diciamo così approfondita, ecco, nel comprendere anche la natura, ecco, no? Diciamo così, anche tecnica delle questioni. Io auspico che le autorità guardino con maggiore interesse a questi percorsi di democrazia partecipativa, e tra l'altro questi percorsi sono stati finanziati dalla Regione e vedono, tanto per continuare sul tema appunto del sindaco di San Donà di Piave, il comune di San Donà di Piave è anche uno degli azionisti del contratto di fiume della Piave, per cui se intendeva affrontare questo tema all'interno del percorso, avrebbe avuto 6 anni di tempo per porlo all'interno degli obiettivi strategici del contratto di fiume.
Io vi ringrazio, vi saluto, adesso No, Alessandro, mi